Scatman's World. Siamo sopra Sacred Major 2005, raga, ricordo subito tantissimi mi hanno chiesto di fare il 2016, ma devo aspettare la patch del Paquita con tutte le magliette, i nomi, tutto originale. Dopo me lo compro e cominciamo, però poi dobbiamo finire anche qua perché voglio continuare la carriera, visto che va bene, come ci sarà anche Pro Cycling 16. Poi siamo al Tour di Romandia, purtroppo a Milano-Sanremo sono arrivato 34esimo, pensavo di essere in registrazione, invece non avevo avviato la registrazione, quindi un fail come indiano assurdo. Comunque non siete persi niente, purtroppo nelle gare singole, nelle gare di un giorno faccio ancora cagare e insomma non è la mia specialità. Questo è il Tour di Romandia che è proprio pochi giorni prima del Giro d'Italia, quindi la preparazione finale al Giro. Quindi dobbiamo fare bene ragazzi, speriamo di fare un buon tour di Romandie e arrivare perfetti al Giro. Infatti adesso sono scarso come ritmo, ma devo portarlo avanti proprio adesso. Questa è la prima tappa, è una cronometro a squadre, la simuliamo proprio perché le cronometro a squadre mi stanno sul cazzo. Speriamo di vincere, visto che è la squadra migliore possiamo vincerla. Porca puttana, vince Kreuziger, però arriviamo secondi, perfetto, molto bene. Ecco, guardate anche un po' qua, devo migliorare la forma, deve migliorare, speriamo di aver fatto l'allenamento giusto ragazzi, perché l'ho cannato l'anno scorso, poi per carità ho vinto il Tour, però quest'anno dobbiamo assolutamente vincere il Giro, ragazzi. Subito a bomba e qualcuno sta provando a partire, qua sono partiti un po' di stronzi. Devo cominciare a tirare un po' di più ragazzi, perché vedo che sono in difficoltà. Chiaramente non devo stare in forma adesso se vogliamo essere in forma perfetta per il Giro. Abbiamo veduto la nostra stagione già partita bene con una vittoria alla Parigi-Nizza importantissima. Qua devo spingere, non posso mollare il treno. Sta tirando molto questa squadra del Qatar. Qatar Airways mi sembra, sì. Eccolo qua il Kuma, eccoci qua. Parcheggiamoci qua. Siamo arrivati anche noi. Siamo arrivati anche noi nella salita. Il col della Voie des Alpes. Abbiamo Kreuziger maglia gialla, quindi abbiamo una squadra devastante ragazzi, cioè. Sono strafelice. Abbiamo uno squadrone proprio. Ok, stiamo scollinando. E l'ultima parte è in discesa, ok. Bradley Wiggins, sono tanti bei corridori in questo Tour di Normandia che è una preparazione per il Giro. Un attimo più veloci, possiamo andare un attimino più veloci qua. Tanto penso che sarà un arrivo quasi in volata. Ecco, forse ho esagerato con la velocità. Quintana ci sta provando chiaramente. Queste possono essere le mie imprese però ragazzi, solo che stanno tirando tanto, lo sanno. Lo sanno che Veneziano è favorito. Negli arrivi in discesa così. E io ci provo, devo provarci adesso ragazzi. È l'unica possibilità che ho. Vai Come come vola il Come! Come vola il Come in volata e va a vincere! Mamma mia ragazzi, come sono però qua ho fatto ragazzi una vittoria da fenomeno. Qua proprio il Come ha fatto una prova devastante. Grandissimi ragazzi, mi prendo anche la maglia probabilmente. Mamma mia, può diventare una stagione memorabile, cazzo. Mamma mia, che scatto da fenomeno, ragazzi. Li ho massacrati alla fine. Vittoria anche al Tour de Romandie. Andiamo a vedere la classifica. Ok. Sì, 7 secondi alla maglia gialla, perfetto. Globale a punti la vinciamo noi. Montagna, l'inglese. Migliori giovani, sempre veneziano. Miglior squadra, sempre la Tinkoff. Siamo fortunati di avere anche la squadra migliore comunque. Ma ragazzi, siamo un po' in difficoltà, nel senso, un arrivo chiaramente in volata, anche questo. Qua però un arrivo abbastanza in pianura, quindi qua assolutamente penso sia abbastanza dura riuscire a vincere. Però non si sa mai. Siamo chiaramente nel gruppo 1, questo vabbè è chiaro. Beh, il comandone per tenere in pianura deve fare
le imprese, cazzo. Bravo Come, bravo. Questo è un po' un bel allenamento per il giro, è proprio è perfetto, proprio ho sbagliato tanto, ho sbagliato l'anno scorso. A parte lui Costa che è secondo, ma Veneziano rimane. Ok, perfetto. Mamma mia, Veneziano è veramente devastante ormai, eh. Ok, posso anche rallentare un attimo e prendere fiato. Perfetto. Come sempre devo partire un po' prima, vai lì già l'energetico. E il Cume ci prova adesso. Il Cume ci prova adesso. Sarà durissima stavolta. Vediamo. No, ragazzi, no, non ce n'è per nessuno. Non c'è... Ah, sto crollando. Yes! Seconda vittoria, ragazzi. Seconda vittoria. Mamma mia, che Cume, signori. Mamma mia, un comendone devastante. Speriamo di non essere troppo in forma a sto punto, perché cioè, veramente non ho mai fatto una serie di vittorie così. Stiamo facendo veramente un tour del Romandie. Un Romandia devastante, ragazzi, eh. Sono veramente in forma, forse anche troppo, forse. Forse anche troppo. Abbiamo 1 minuto e 37, però qua ancora hanno i fuggitivi. Allora, aspetta un attimo, ragionamos. Ok. Sì, sì, non c'è nessuno di classifica, penso, infatti. Ok, perfetto. Sicurezza, guardiamo che non si sa mai. Allora. Ok, sono sempre tutti arrivi perfetti per il Cuba. No, però calma, wow. Per la mia squadra che fa una squadrona, ragazzi, mi stanno supportando tanto. Ricordo che il livello di difficoltà è difficile il terzo su 4 perché l'ultimo, l'estremo è proprio impossibile, ragazzi, lo dico. Anche se è un ciclista con tutto 85 non ce la fai. Attenti, attenti, qua stanno partendo via. Mamma mia, ragazzi. Dai, venezianone, devo tirarla anch'io, devo tirarla. Provano a scappare qua le merdacce. Sono tutti arrivi favorevoli per me, cazzo. A parte che vabbè, questa tappa chiaramente non la vinciamo, però... poi comunque lo svantaggio mi sembra elevato. Proviamo a scattare. Vediamo se il Come riesce a fare qualcosa per recuperare un po'. Ok, niente. Niente da fare. Oggi no. Oggi purtroppo la fuga di giornata ce l'ha fatta. Vediamo chi sono. Vabbè, gente che non me ne sbatte molto, onestamente, con tutto il rispetto. Come comunque ha sempre un buon passo. Vediamo se riusciamo a prendere magari un top 5. No, neanche un top 5. Non arriva, vabbè. Vediamo chi va a vincere. Jerry Druiz. Noi finiamo un po' indietro, qua era chiaro, non è che si può sempre fare il massimo. Neanche neanche top 10, però teoricamente la maglia rimane a noi. Mi piacerebbe vincere anche il Romandia, fare Parigi-Nizza e Romandia. Arrivi al giro veramente con i super favori del pronostico, che già penso di avere cioè, già ce li ho perché con la vittoria del Tour è chiaro che ce l'ho dell'altro anno. Vediamo un po'. Ok, sempre 24 secondi su Ricosta, perfetto. Buono, buono, migliori giovani, è chiaro. E anche miglior squadra per 6. Questa è la tappa decisiva, alta montagna. Però abbiamo un più 3 di giornata. Ho paura di essere un po' troppo in forma, ragazzi. Ho questa piccola sensazione, ma va bene, insomma. Chi se ne fotte. Andiamo a vedere un po' il vantaggio che hanno qua Fuggiano. Ok, insomma, i big sono tutti qua. Adesso con calma inizia
la penultima salita prima della salitona finale. Che possiamo andare anche un po' veloci, tanto insomma. Eccoci qua, cerchiamo di non perdere contactus. Ok. Attenzione ancora che scatta qualcuno, però secondo me in questa salita è sbagliato scattare. Almeno questa è la mia sensazione. Vediamo un attimo se vediamo se riusciamo a tornare nel gruppotto principale. Ok, allora. Calma. Allora noi siamo nel gruppo 2, nel gruppo... Allora, qua ci sono... Ok. Quintana. In realtà c'è gente comunque non scarsa, eh. È bene che non c'è da me una svegliata. Il come prova a scattare adesso. Forse sono stato un po' troppo sicuro. Bravo Veneziano, il Veneziano ne scatta molto bene. Adesso dobbiamo andare a prendere Enos. Anna mia, qua mi sto forse mangiando. Mi sto mangiando la tappa. Il giro, non lo so. Abbiamo il Zaka. Ok, siamo qua. Siamo a 50 secondi dal primo. Il primo è Quintana che ha 1 minuto e 6 di svantaggio però. Attenzione, stiamo perdendo. Stiamo perdendo. Devo scattare, cazzo. Stiamo perdendo il Tour di Romandia. Devo recuperare adesso. Devo recuperare adesso. Ai ai ai, invece non recupero niente. Che sono stanchissimo, ragazzi. Sono stanchissimo. Sono veramente stanco, però siamo a 30 secondi. Dai che lo vedo. Eccolo qua. Quintana, è sempre Quintana, ragazzi. Ci ha provato, ma Veneziano sta rientrando. No, i coglioni. Forse Quintana prova. No, 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 no. Ci siamo. Questo sto sfruttando il più 3. Non riesco ad agganciarmi a Quintana. Mamma mia, sono sulle gambe però adesso. Lo sforzo è massimale, pendenze del 10%. Non ce la faccio più. Ai ai ai, non ce la faccio più. Il Kume non ce la fa più. Comincio a perdere, 34 secondi, vediamo se riesco a recuperare qualcosa. Quintana vuole portare a casa il Tour di Romandia. Non ce la faccio più. È ufficiale, 44 secondi, siamo là, raga. Quintana ha 1,6 di vantaggio. Porca puttana, devo tirarle, chi se ne fotte. Sono scoppiato alla fine, incredibile. 57, 1 minuto e 1. Ai ai ai, ai ai ai. Siamo proprio lì lì, sì sì, ce la fa con il bonus di tappa, sì. Vado a perdere, incredibile. Incredibile, vado a perdere probabilmente il Tour di Romandia. Troppo sicuro. Ho vinto 1,16, 1,18. Vediamo quanto perdo. Più 1,20 probabilmente. Porca puttana, Quintana però è una bestia, eh. C'ho 84,79. Pazzesco. Era troppo bella per essere vero. L'ultimo mi sembra un cronometro. A sto punto speriamo di far bene nella cronometro. Quintana cronometro però 72, cioè anche lì non è scarso. Pazzesco, vedi, questo è ciclismo, ragazzi. Una tappa che dovevo, diciamo, sono partito troppo, con qualche un secondo di ritardo. Quintana ne ha approfittato e mi ha massacrato. Vediamo con gli abbuoni e tutto, ma penso sia in vantaggio sì, è in vantaggio sì. Di 23 secondi addirittura. Quella classifica a punti è nostra. Giovani è nostra. Il Qatar Airways però è prima anche nella squadra. Vabbè, vediamo la forma. L'ultima è una cronometro in pianura, però vabbè, niente di che. A sto punto ce la spariamo direttamente. Guarda cosa sono andato a perdere. Pazzesco. Pazzesco proprio, ragazzi, vabbè.
un po' di concentrazione, un po' perso concentrazione su una tappa, ciao, simulazione rapida, tanto in pianura sarà molto difficile vincere. Infatti. Perdiamo per 18 secondi il Tour di Romandia. Peccato, ragazzi, veramente una svista nella penultima tappa, forse era un po' troppo sicuro. Però nel ciclismo a questi livelli non puoi sbagliare nulla. Ragazzi, il prossimo video inizia il Giro d'Italia, che è l'obiettivo principale, lo devo assolutamente vincere. Raga, assolutamente comandone veneziano. Ciao!